Oggi facciamo un'entusiasmante escursione nel gruppo delle Palle di San Martino. La nostra meta è il rifugio Mulaz e l'ascensione alla cima Mulaz. Abbiamo lasciato la macchina al parcheggio a pagamento in Val Venegia. Ora noi la percorreremo per un tratto fino ad imboccare poi il sentiero che porta al rifugio. Dopo circa 30 minuti, passando per prati e malghe della splendida Val Venegia, siamo arrivati alla partenza del sentiero 710 che ci porterà al rifugio Mulaz. Wow, bellissimo! Siamo arrivati a Passo Mulaz, a 2619. Il rifugio è distante ancora una decina di minuti, ma per noi non è ancora finita perché poco più avanti prenderemo il sentiero che ci porta alla cima Mulaz. Dopo 100 metri dal Passo Mulaz troverete un bivio. Prendete il sentiero a sinistra. Non ci sono segnavia, quindi non ci sono cartelli di segnalazione e si sale. Possiamo andare. Purtroppo stanno arrivando le nuvole. Speriamo di vedere qualcosa. Ci dovrebbe essere un bellissimo panorama dalla cima, ma se ci sono le nuvole dubito che si veda qualcosa. Bene, siamo arrivati anche a cima Mulaz, a quota 2906 metri. C'è da dire che da quassù il panorama è decisamente appagante, anche se oggi il tempo non è dei migliori, ci sono parecchie nuvole e ostacolano la visuale di queste bellissime cime. Abbiamo fatto ritorno da cima Mulaz e ci ritroviamo sul sentiero 710 che ci porterà al rifugio Mulaz. Ed eccoci qui al rifugio Mulaz. Ora non faremo ritorno sullo stesso sentiero dell'andata, ma proseguiamo la nostra escursione sul sentiero 751.
Arrivati a questo bivio, dove si va? Alla mia destra. Si scende. Da questo punto si inizia a vedere la Val Venegia ed ora noi continuiamo per il sentiero 751. Arrivati a Passo Venegiotta, ora abbandoniamo il sentiero 751 e ci dirigiamo in direzione Malga Venegiotta. Siamo ritornati in Val Venegia e qua concludiamo il nostro giro ad anello ed ora proseguiamo sulla strada forestale verso il parcheggio. Siamo arrivati a conclusione di questo magnifico trekking con dei panorami davvero spettacolari sulle pale di San Martino e non solo. L'escursione che abbiamo fatto richiede un certo impegno fisico, quindi è bene avere un po' di allenamento. Ora andiamo a mangiare in questa malga, alle mie spalle la potete vedere, è Malga Venegia. Buon appetito e alla prossima!